Si celebra oggi la giornata contro la violenza sulle donne e tante iniziative nel Paese, in un contesto nel quale la pandemia ed il lockdown hanno ulteriormente amplificato le dinamiche familiari e l'aumento vertiginoso del fenomeno. Il coronavirus ha cambiato le nostre vite, ha cancellato la vita sociale, ma non certo la violenza sulle donne. L'ha solamente nascosta dietro le mura di casa, in famiglia, luogo del delitto per eccellenza, perché è qui che avviene la maggior parte degli omicidi, delle violenze in cui la vittima è donna. Sono 91 le donne vittime di omicidio nei primi 10 mesi del 2020, una ogni 3 giorni. Sono i dati del rapporto Eures sul femminicidio in Italia, che segnala una leggera flessione rispetto alle 99 vittime dell'anno precedente. Sono oltre 3.300 le donne uccise in Italia negli ultimi 20 anni. Sono i dati pubblicati dal rapporto sul femminicidio elaborati dall'Eures con la collaborazione della Direzione Centrale Polizia Criminale del Ministero dell'Interno. Ed infatti proprio nel 2020 si è registrata una forte impennata, circa il 40%. Analogamente ai femminicidi familiari, che negli ultimi 20 anni presentano una incidenza progressivamente crescente, registrano il valore più elevato proprio nell'ultimo anno, circa il 90%. La coppia continua a rappresentare il contesto relazionale più a rischio per le donne, con oltre 1.500 vittime tra coniugi, partner, amanti o ex partner negli ultimi 20 anni. Gli autori sono nella quasi totalità dei casi uomini. A causa delle misure restrittive durante l'emergenza Covid abbiamo involontariamente creato profondo disagio, che ha contribuito ad un aumento dei fenomeni di femminicidio, triplicati durante il lockdown, arrivando ad un caso ogni 2 giorni. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un messaggio per la presentazione del rapporto Un anno di codice rosso. Bisogna rafforzare nella società la cultura della parità, non ancora pienamente conseguita. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso apprezzamento per l'iniziativa ideata dalla Commissione europea per l'equa rappresentanza di genere in convegni, commissioni, eventi pubblici e dibattiti radiotelevisivi.